Bruno, tanti strumenti affascinanti su questo tavolo, sono gli strumenti che accompagnano la faradda. Prova a raccontarceli, iniziamo da questo che probabilmente è il più significativo, il tamburo, il suono fondamentale della danza dei candelieri. Sì, certo, il tamburo è un elemento artigianale sassarese, cioè interamente fatto a mano da suonatori e anche costruttori, appunto. Un altro elemento, un altro strumento musicale è rubiffaro, quindi abbiamo un flauto traverso, un ottavino, che è sempre stato un elemento insieme al tamburo che ha accompagnato i gremi. In realtà questi provengono da quella che sia, insomma, quella che è la tradizione degli eserciti, è sempre stato così, perché accompagnare comunque l'esercito, accompagnare la bandiera o il gonfalone dell'esercito, proteggere in qualche modo, accompagnavano chi doveva portare il gonfalone dell'esercito, e nei gremi questo è successo perché nei gremi c'era anche una condizione di cavalierato. Comunque il tamburo ancora oggi accompagna la Madonna o il santo protettore di tale processione, insomma, che riguarda quel gremio in particolare, e anche il candeliere, quindi non è solo presente la faradda dei Gandarieri, e nella faradda dei Gandarieri accompagna sia il candeliere ma accompagna anche la bandiera nei momenti in cui la bandiera piccola, cioè lo stendardo minore utilizzato espressamente per la Madonna Assunta, perché abbiamo detto che è dormiente, quindi defunta, le bandiere piccole vengono utilizzate per i defunti, è presente il tamburo e il piffero, in cui due gremi che utilizzano il piffero, e cioè la Madonna della Mercede, i facchini e i viandanti. Questa è la bacchetta del capocandeliere. Nella fattispecie abbiamo la bacchetta del candeliere del gremio dei Massai. La utilizza il capocandeliere, che è appunto quella persona insieme ai portatori che hanno in custodia il candeliere nella faradda dei candelieri, quindi devono eseguire quelle che sono quelle famose coreografie danzanti, e sono in stretta relazione al tamburo. E la bacchetta quindi viene impugnata per far fare i cosiddetti balli, e quindi il comando. Viene tenuta in casa da qualcuno in particolare o nella sede del gremio? Allora, in questo caso ce l'ha uno degli obrieri anziani del gremio dei Massai, Gianni Polo, perché l'ha fatta ad hoc per quel momento di quando ha fatto la bararia, cioè ha avuto appunto il candeliere in casa e quindi ha preso la bandiera, ed è a forma di candeliere. Come vediamo abbiamo appunto il grano, elemento appunto del gremio, livora bora, in questo caso piccolini, che sono appunto queste bandereddi, no? Così utilizzate per dare un addobbo al candeliere. Ne abbiamo poi qualcun altro, e poi questa è la forma del candeliere. Abbiamo anche un piccolo modellino di candeliere. In realtà il candeliere, prima di diventare questa lunga colonna di legno, era tutt'altra cosa, no? Certo, la documentazione, anche la documentazione che abbiamo anche, non so, a Iglesias e anche in altre città in cui i gremi e i candelieri erano presenti, e in alcuni casi sono ancora presenti oggi. Non dimentichiamo Ploaghe e anche Nulvi, che mantengono appunto i candelieri. Si parla anche di ozieri anticamente, insomma, che avesse così i candelieri. Abbiamo gremi anche ad Alghero, ancora oggi ce ne sono un paio se non sbaglio. Questo è il candeliere, è un modello ovviamente in scala, anche questo è un prodotto comunque artigianale. Quindi i sassaresi ancora oggi mantengono questo rapporto con questo fattore manuale del riportare il legno, e comunque anche in altri materiali, anche appunto di tessuto, quello che è poi il simbolo della faradda, che è Rugandarieri. Come ha detto bene prima, anticamente la documentazione ci dice che erano grandi ceri, più o meno grandi insomma nel tempo, quindi oblazioni, e quindi poi si è pensato che effettivamente forse l'artigianato locale potesse dare quella che era poi la forma antica. Abbiamo l'antico candeliere dei Massai ancora oggi, che è probabilmente antecedente al 1740, che abbiamo una documentazione che ce lo riporta, e l'anno scorso l'abbiamo anche omaggiato al Museo San, che appunto è stata una cosa veramente importante per la città, e quindi patrimonio storico della città.